Anna Maria? Buonasera a tutti amici di Officina Mediterranea, buongiorno, buon pomeriggio a tutti coloro che si sono sintonizzati da YouTube e su Facebook per guardare, per seguirci con questa nuova puntata di Alma Culturas, questo format di libri e autori che è arrivata alla 102esima puntata. In totale con tutti i format abbiamo superato le 560 puntate. Un piccolo grande risultato che Buonanotte. ci fa molto piacere, ma questo è grande No, grazie spero che alla non grande sia. collaborazione che abbiamo con tutti i protagonisti di Officina Mediterranea, che è una famiglia che comunque si ingrandisce di giorno in giorno. Io intanto do il benvenuto alle protagoniste di questa puntata, che è Margherita Bonfrate. Ciao Margherita. Margherita forse ha un leggero problema di collegamento. Margherita Bonfrate è una scrittrice multipremiata, nonché organizzatrice di eventi culturali, fa parte anche della giuria del nostro concorso, il festival che abbiamo fatto a Matera, La magia del Natale. Con lei c'è una gradita ospite, Anna Maria Farricelli. Ciao Anna Maria. Un buon pomeriggio a tutti, ringrazio l'Officina Mediterranea, ringrazio tutti quanti voi e tutti gli amici che ci stanno ascoltando. Buon pomeriggio a tutti. Allora, Anna Maria Ferricelli ha scritto questo libro che adesso vi faccio vedere, di cui parleremo durante la puntata. Il libro si chiama L'eco del silenzio e ne parlerà subito Margherita Bonfrate. Appena vedo che purtroppo oggi ci sono problemi con internet un po' dappertutto. Vediamo un attimo, attendiamo un attimo. Nel frattempo, Anna Maria, tu di dove sei? Quindi parliamo un attimo di te nel frattempo che si... Sì, io sono di Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, faccio parte praticamente dell'incipit della penisola sorrentina e sono diversi anni che mi dedico alla scrittura e devo dire la verità, contrariamente a tutte le mie aspettative, non pensavo di raggiungere i traguardi che orgogliosamente posso vantare. Ho conosciuto Margherita in uno dei concorsi, dei tanti concorsi che ci vede insieme all'Isola d'Elba, e il concorso che parlava sul mare, quel mare Sì. che è un poco quel sottofondo di tutti i poeti, volendo, non parlo solo di me, di tutti gli scrittori. Il mare, diciamo, è quell'abisso È un che tutti concorso di cui portiamo abbiamo dentro, parlato che ci anche. porta sempre poi a pensare alla rinascita. Allora, noi nel frattempo che Margherita cerca di ristabilire il contatto, io mando la sigla e ci vediamo tra poco, tra un minuto più circa. Allora, eccoci qua, siamo in diretta, siamo ritornati in diretta dopo la sigla con la 102esima puntata di Alma Culturas, il nostro format dedicato ai libri. Allora, abbiamo purtroppo la nostra Margherita Bonfrate che ha qualche problema di collegamento. Nel frattempo io vi ricordo che abbiamo indetto per il secondo anno la nostra edizione della Magia del Natale, che per quest'anno diventa festival e si ingrandisce. È un concorso internazionale di poesia, di fiabe, favole, racconti, narrativa e saggi, pittura, scultura, artigianato artistico, canzoni d'autore, musica, quindi musica d'autore, canzoni d'autore, cortometraggi, fotografia, teatro, pittura, e chi più ne vuole più ne metta. La premiazione è prevista per il 18, 19, 20 dicembre 2025, perché ci sarà una giornata
di apertura con le tradizioni popolari, quindi ci sarà l'esibizione di tradizioni popolari non competitive, perché sono talmente diverse tra di loro che non puoi farle competere, bisogna soltanto guardarle, quindi possiamo parlare dai carri carnevaleschi piuttosto che i carri della Bruna di Matera, piuttosto che le esibizioni folcloristiche, quindi sarà una bella giornata di apertura. Dopodiché il 19 sarà dedicato alla sezione con le categorie di Natale e il 20 tutte le altre sezioni a tema libero. Il concorso scade il 31 ottobre, potete chiedere il bando alla mail che vedete qui nel volantino, che è la magia del Natale 2025 tutto attaccato, @officinamediterranea.org. E vi ricordo, per qualora per i ritardatari per la dichiarazione dei redditi, chi ancora non l'ha fatta, per chi vuole può donare il 5 per 1000 a sostegno di attività culturale di Officina Mediterranea, mettendo sulla dichiarazione dei redditi questo codice fiscale che è il 961043500762. Allora, io mando in onda di nuovo il libro, non so cosa sia successo a Margherita, e nel frattempo ti lascio la parola così magari ci parli un attimo del tuo libro. E... A te la Allora, parola. grazie. L'eco del silenzio. Il titolo può sembrare un poco strano perché parliamo di un ossimoro. Il silenzio non può avere un eco. Eccola qua, Margherita è Eccola rientrata. Margherita, ce l'ha fatta. Mi deve scusare, qua la tecnologia sta impazzendo, eh. Prima lei, poi adesso a me, ma caspita. Comunque sto chiamando col telefonino, non con il computer, che a quanto Sì, pare non allora c'è. Dimmi. Ah, Margherita, ti dico solo che siamo in diretta, ecco, abbiamo già fatto anche tu. l'introduzione. Adesso parlo io però, perché la vorrei Sì, tradurre, certo, introdurre io. certo, certo. Abbiamo appena mandato la Certo. sigla, quindi è tutta E, per te. Ok, e ok, mi ok, sa che ok. non si capisce niente. Grazie. Ok. No, la mia voce non arriva bene. Sì, adesso sì. Pronto? Sì, adesso ti sento, adesso Allora, arriva bene. Ci siamo. Anna Maria, Anna Maria Faricelli è una scrittrice italiana, come ho già scritto sui social, è riconosciuta per il suo contributo alla letteratura, alla poesia. La sua opera è caratterizzata da un profondo esame dell'anima e delle emozioni, spesso affrontando temi di rinascita, attraversando un linguaggio semplice, però badate bene, mai banale. Ha ricevuto di numerosi riconoscimenti nazionali e internazionali, le sue opere sono raccolte in una siloge, tra cui anche i romanzi, tra questi c'è anche L'eco del silenzio che tratteremo fra poco, che è un romanzo realistico, coinvolgente, su un tema molto delicato, ma molto delicato. Quindi L'eco del silenzio, che cos'è? È un libro che esplora i temi della memoria e della propria identità personale. È importante questa affermazione, perché ognuno di noi, quando capita di cadere giù per tanti motivi, deve cercare sempre di rialzarsi, a cercare se stesso, a riconoscere se stesso. E quindi la storia segue un percorso di riflessione, di ispezioni, invitando il lettore ad esplorare i meandri della propria coscienza. I punti di forza della scrittura di Anna Maria sono la scrittura creativa e i temi profondi universali. Qui mi fermo un pochino perché i temi profondi universali. Perché, cari signori, cari ascoltatori, il tema che dobbiamo parlare stasera non è che è una faccenda individuale, privata, ma è una storia che riguarda tutti perché appartiene all'intera umanità. Voi pensate che in ogni famiglia c'è un feudo, no? Quindi questo feudo a volte è presente solo il feudatario. La feudataria non esiste, ma non è cosa che possa dire parola, quindi viene cancellata, completamente cancellata. Dall'ambiente familiare non conta nulla.
è una cosa, è un oggetto. Voi vi starete chiedendo, ma com'è possibile che possa succedere una cosa del genere? Succede anche perché, giustamente, quando io mi sono immersa nella lettura di questo romanzo, subito mi è venuto in mente, per il tema delicato, mi è venuto in mente il romanzo di Vitaliano Brancati, Il Bell'Antonio, no? E poi anche per la linea comportamentale del protagonista Francesco, che ricorda moltissimo Mastro Don Gesualdo. E allora Mastro Don Gesualdo, voi già sapete tutti come stanno le cose, si arricchisce per poi chiedere in sposa Bianca, perché aveva un titolo nobiliare, no? E lui doveva assolutamente essere Don Gesualdo, mastro manovale, Don Gesualdo. E poi in un'altra novella del Verga troviamo il possesso della roba, tra virgolette, di Mazzarro, che quando comprende di essere alla fine dei suoi giorni, che sta salutando la terra, con un ultimo atto esce dal letto, esce nel cortile e prende con le bastonate, li ammazza tutte, galline, struzzi, tutto quello che era presente. Ma perché l'ha fatto? Perché il possesso dice: io sto morendo e voi state ancora lì no, dovete venire con me. Quindi questo fa parte del ciclo dei vinti, perché è una novella. E quindi questa è la storia di Marianna, di una piccola donna cresciuta troppo in fretta, sì. E tra delusione e ferite e rinunce ha imparato a mettere insieme i cocci della propria esistenza, no? E quindi il suo viaggio introspettivo le ha permesso di raggiungere il profondo estratto della sua anima, quindi il conoscere se stesso. Se poi il suo pensiero poetico non è altro che insieme di ricordi, di emozioni, gioie, piante, dolore, ma anche la speranza di rinascita, perché la protagonista di questo libro ha combattuto molto con se stessa, è entrata in crisi spesso. Io vi devo dire la verità, questa lettura la consiglio a tutti, a maschi e femmine, specialmente ai maschi forse, perché devono rendersi conto che tante volte ci sono delle sfumature, dei perché che qualcuno non vuole badare, perché dice: tanto io so perfetto, che a me non mi manca nulla. Perché mi vuoi sottoporre a questo esame, a queste domande che non portano da nessuna parte? Dopo tutto, tu moglie, devi fare il tuo lavoro. Devi dimostrarmi che sei capace di essermi accanto e di fare quello che io voglio. Ma senza parlare, per piacere, ti devi stare zitta, perché nel silenzio la protagonista combatte e ritrova se stessa, e quando alla fine del libro comprende che il tunnel che sta passando, rivede in fondo a questo tunnel una luce, una piccola luce di rinascita. Questo libro è importante perché c'è il riscatto femminile a una nuova vita. E quindi io vorrei fare i miei complimenti all'autrice, che ci onoro con la sua presenza, e quindi è molto apprezzato questo libro e sicuramente farà parlare di sé per tanti motivi. E per il coraggio che ha avuto di scrivere, sì, di scrivere, di dire a tutti le cose come stanno, perché tante volte, ripeto, la famiglia è un feudo e tutto quello che succede in famiglia non deve uscire dalle pareti domestiche, no, assolutamente. La famiglia è anche luogo di nascondini, di maschere, di comportamenti illeciti, però siccome famiglia e la religione della famiglia dice che dobbiamo essere tutti insieme, dobbiamo stare tutti insieme. Quindi io passerò la parola all'autrice, ad Anna, per poter continuare lei, e mi deve dire come mai, quando innanzitutto ha sentito la necessità di scrivere, di mettere nero su bianco
tutto quello che è successo. Quando? Il quando non c'è. C'è, ma la sulla carta non te lo, perché viene fuori poi tutto quel disagio, tutta quella disistima che ti è stata inculcata, per cui non riesci a scrivere. Tant'è vero, il desiderio di mettere per iscritto c'è sempre stato, ma l'impossibilità proprio emotiva per poterlo realizzare mancava. Ho dovuto attraversare una lunga fase, perché poi mi sono accorta che scrivendo poesie mi veniva più facile, perché erano piccoli flash Sì, sì. che Ti riuscivano a mettere. interrompo un attimo, Anna-Maria, ti interrompo per avvisare agli ascoltatori, per dire che questo romanzo poi è originale, nel senso che non è tutta prosa, ma saltuariamente a intervalli ci sono delle poesie che denunciano lo stato d'animo dell'autrice, della protagonista, ed è molto bello perché ti aiuta molto a comprendere poi la pagina successiva. Ecco, sei stata brava anche in questo, perché no, a volte si fa una siloge, prosa e poi poesia staccata. Invece tu hai fatto tutto unico. Diciamo che non me ne sono neanche accorta, perché io non amo scrivere la mia biografia. Infatti in un esergo ho detto che Octavio Paz diceva che il poeta non ha biografia, sono i suoi versi la sua biografia. Infatti, se io faccio una storia cronologica di tutte le mie poesie, io arrivo proprio al romanzo. Perché ho fatto poi questa scelta? Così come mi è stato spiegato, perché io l'ho fatto per istinto, ma poi da un esimio professore universitario italiano, tra l'altro, noto in tutta Italia, mi ha detto che io avevo così chiaro il concetto del testo che volevo scrivere, dove le immagini si susseguivano una dopo l'altra, ma la difficoltà emotiva di poterlo realizzare, che io ho affidato alla prosa i fatti, e per i primi capitoli la sintesi alla poesia, cioè le emozioni, a conclusione del capitolo. È stato quasi voler accompagnare il lettore per mano, per farlo addentrare nel percorso difficile emotivamente parlando, psicologicamente destabilizzante. Quindi per i primi 7-8 capitoli, io, dopo aver narrato i fatti, ho sintetizzato con la poesia le emozioni. Poi, una volta che il lettore ha capito come procedeva il discorso, la poesia ha ceduto il posto completamente alla prosa. E già il titolo, L'eco del silenzio, è un ossimoro. Non può esserci silenzio laddove c'è un eco, perché se l'eco è un rimbombare di qualsiasi rumore, suono, il silenzio è niente, quindi non è possibile. Eppure con lo scrivere, il buttare giù questa difficile situazione di questa povera ragazza, è venuto fuori questo titolo che a quanto pare poi ha avuto anche un discreto successo. L'esergo, io comincerei proprio dall'esergo per entrare nel succo del discorso. Sì. Il mio esergo dice: ascolta la donna quanto ti guarda, non Sì. quanto ti parla. Perché nel momento in cui la donna smette di parlare, siamo nella tragedia più totale. Vedete, questo libro, la figura di Marianna, che è questa fanciulla di 15 anni che ha dovuto lottare contro i pregiudizi, contro una società ormai legata, che poi, guardate, non è che poi sia tanto cambiato, perché No. noi siamo buonisti
quando le cose capitano agli altri, siamo moderni, siamo pronti a prendere le soluzioni anche tragiche, ma quanto riguarda noi, non siamo così buonisti, ci facciamo tanti scrupoli, ci facciamo prendere dalla società dei pregiudizi e questa è la vita che ha vissuto Marianna. Eppure Marianna è stata anche paragonata ad Anna Karenina di Tolstoj, questa fanciulla Può che è fare, stata sacrificata. sì, si può fare questo È affiancamento solo per i è pregiudizi. stata sì, per i pregiudizi, perché è stata sacrificata a questo matrimonio riparatore, a questa donna che è Sì. stata costretta a stare in casa. È tutto ciò che ha vissuto Marianna, eppure Marianna era ribelle. Marianna capiva che c'era qualcosa che non andava, ma Ma non era sapeva, troppo cioè, piccola. con esattezza non sapeva cose, anche perché nessuno le ha dette le cose come stavano, eh. Quindi Non solo, si è trovata di fronte una famiglia. Una famiglia e quanto Marianna, caparbia, testarda, non ha voluto fermarsi davanti alle difficoltà, ha cercato di lottare, non voleva quel matrimonio. Marianna è stata violentata, Marianna a 16 anni appena compiuta aveva una bambina. La sua vita era distrutta. Diciamo la verità. Marianna aveva suo No, un minuto, fermati, Anna Maria. Hai detto che è stata violentata, ma la violenza non è stata fisica, almeno fino in fondo. C'è Cioè, stata questo doppia violenza, c'è è stata quale? una doppia Precisa. violenza che Marianna pensava fosse fisica, era Eh. troppo piccola, troppo inesperta. Invece la fisica non c'è stata. Quella fisica non c'è stata perché non ci poteva stare, Non ci poteva perché stare. perché Francesco era affetto da patologie che cercava, era un manipolatore Francesco, ecco, stiamo parlando della figura del manipolatore, aveva fatto questa scelta mirata di questa bambina per Di questa farle bambina. ricadere tutti i suoi drammi, tutte le sue Tutti i suoi incapacità manicomi, tutti i suoi maschili, manicomi. di uomo, Sì, 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 tutti i sì. suoi manicomi era colpa di Marianna. E infatti Marianna ci ha creduto. Marianna pensava fosse veramente così. Abbiamo dimenticato una piccola cosa. Marianna aveva 15 anni, ma Francesco ne aveva 30. Sì, sì, sì. Quindi un uomo fatto, un uomo che lavorava. Marianna aveva l'iscrizione al terzo anno dell'istituto magistrale e nella testa di Marianna, negli sogni di Marianna c'era solo quello. Voleva andare a scuola, voleva studiare, voleva andare avanti, si vedeva insegnante, ma tutto questo poi è stato distrutto. E quindi io pensate che Madame de Eh. Staël, e qui stiamo ritornando indietro, a fine 1776-1800, quindi parliamo un po'. Madame de Staël diceva, riferendosi alle donne: "Donna, tu sei, l'oggetto, in cui vieni violentata nel tempio in cui dovevi essere adorata". Il tempio è la Certo. casa. La donna doveva essere venerata Invece la nella casa, casa, ma veniva violentata in sì, questa sì, perché poi casa. Ecco, da allora quindi non è cambiato niente e non è cambiato niente neanche oggi. Vedete, io a volte, ehm, mi piace prima di, parlare delle ragazze di oggi, io cito sempre Frida Kahlo. Frida Kahlo diceva che facendo un confronto tra la morte e la vita, diceva che la morte può essere crudele, tragica, ingiusta, ma la vita
ma solo la vita può essere oscena, indegna e umiliante. E c'è una spiegazione in questo, perché al noi sappiamo benissimo che la morte è una cosa che, tocca prima o poi a tutti e non la si accetta, è vero. La morte può essere difficile, può essere crudele, può essere tragica, può essere inaccettabile, specie quando poi un genitore sopravvive alla morte del figlio. Però davanti alla morte, davanti al dolore del nostro caro che soffre, quanti di noi in extremis si sono rivolti al Signore e abbiamo detto: "Signore, non farlo più soffrire." Quasi invocando che lo prendesse. E c'è una rielaborazione poi del dolore come Certo. accettazione, ma quando la vita diventa oscena, indegna e umiliante perché un manipolatore, un assassino di una persona viva ti costringe ad annientarti. Le ferite non si evolvono, quanto meno te l'aspetti. Queste ferite cominciano a sanguinare di nuovo. Basta un niente, basta una nota musicale, basta il profumo di un fiore, una canzone, tutto ritorna a galla. E Marianna questo l'ha capito, ma l'ha capito a sue spese. Marianna quanto poi caparbia, ecco caparbia Marianna perché nonostante la bambina, 16 anni è una bambina, mentre allattava da un braccio, Marianna con l'altro braccio studiava. Marianna non si è mai fermata. Marianna ha voluto continuare i suoi sogni. E qui voglio portarmi ad una citazione di Sant'Agostino. Sant'Agostino diceva che la vita ha 2 figli bellissimi, il coraggio e la vita stessa. La vita stessa è con le sue crudeltà. Il coraggio è la capacità di, aggiustare, di risolvere, di rinascita da quel disagio. È questo il discorso che io porto sempre Vabbè, nelle scuole. La rinascita è raggiungere i propri obiettivi. E quando Marianna, dopo che si è diplomata a 18 anni, Marianna, non ha tardato con il tempo, ha vinto concorsi e come poi è diventata di ruolo nell'elementare non si è fermata. Ha voluto continuare anche l'università, quindi con un aggravio e con quella stessa violenza della prima volta, la seconda violenza, e si è trovato con un altro bambino. Gli ultimi 2 non so come definirli quei contatti, perché non ci sono stati contatti, ma ci sono stati tentativi di approccio. E Marianna in questi tentativi di approcci davanti con un uomo che tale non era e poi l'ha saputo tanti decenni dopo. Tanti decenni dopo, perché vedete molte volte noi donne ci lasciamo ci buttiamo in un angolino per amore dei figli, certo, per quel senso innato che abbiamo della famiglia. certo. Mh. E Marianna quanto si è trovata ad un punto di maturità tale che aveva l'indipendenza sua economica, aveva il suo lavoro, aveva la sua posizione sociale grazie ai suoi genitori, perché poi il manipolatore abbiamo parlato di Mastro Don Gesualdo, la roba, Anche di matrimonio, e la anche casa che i nel geni ciclo dei vinti questa roba è sempre presente. Mazzaro nel ciclo è sempre e siamo in pieno Certo, verismo. Infatti il racconto di Marianna è improntato proprio a quell'atmosfera là, perché lei è vera nei suoi
racconta i fatti così come si sono svolti e lei li ha narrati con semplicità, anche laddove gli argomenti si sono fatti molto delicati. Marianna non è stata mai volgare. No, ma io ho voluto Mai. precisare che la Sem- scrittura semplice è il tuo punto di forza, ma non è sì mai stata banale, anzi, devo riconoscere che hai una scrittura, come devo dire, profumata, nel senso che nonostante le cose brutte, le cose malvagie, le cose cattive che hai dovuto subire, Una scrittura riesci poeticamente a portarti il lettore dalla tua parte. Io non so perché se c'è una cosa che io detesto è stata sempre la volgarità. La volgarità è un abito che non mi è mai appartenuto, ma non solo per me, ma anche per la mia famiglia, anche per il lavoro che ho svolto. Io ho sempre preteso, specialmente dalle femminucce a scuola, dalle mie ragazze, di essere garbate. Perché questo è importante. Ma anche con gli uomini, perché questo, come hai detto poc'anzi, è un libro che andrebbe letto principalmente anche da parte degli uomini, per trovare il coraggio di affrontare quelle problematiche che loro sanno bene, ma che camuffano dietro la loro manipolazione. Certo. Il manipolatore si presenta con il viso d'angelo, Sì, purtroppo. Lui è il buono. Sì, conosciamo certi tipi che sono in giro e poi invece si rivelano Lui è il tutt'altra buono cosa. Li e conosciamo, questi Belandogno, li eh, conosciamo, dai. eh, E quindi il tuo libro ma rispecchia questi tantissimo. Antonio dovrebbe essere però, ripeto, questi Bellantonio, sono sempre quando capitano agli altri. Sì, Quando capitano a noi siamo sempre un po' no, restii ad che poi la accettarli, donna e tendiamo è nell'indole della donna quello cercare di difendere, sempre per quel falso pregiudizio di salvaguardare la famiglia e specialmente i figli. E io dicevo, Marianna ha avuto tanti momenti di avere l'opportunità di mettere il punto e dire basta, perché è facile poi ma perché non te ne sei andato o andata? Perché anche a lui è stato detto, ma lui non rispondeva. Io avevo le mie motivazioni, perché io quando avevo 30 anni, non voglio descrivermi com'ero, però voglio descrivere mia figlia. Io avevo una figlia di 15 anni, una figlia bellissima, una ragazza di 1,70 m, fisico da fotomodella, occhioni azzurri, bionda. E che dovevo fare? Dovevo lasciare il padre che comunque mi dava sicurezza sotto questo aspetto qua e magari cercare di rifarmi una vita con un uomo che non mi dava poi fiducia, che poteva giocare con 2 donne contemporaneamente. Allora ho dovuto fare la mia scelta. Mi sono sacrificata, ma è stato un sacrificio poi che non è valso a niente, perché poi dopo tanti anni Marianna comunque si è trovata da sola e quando si è trovata da sola ad affrontare non solo il calvario precedente, ma il calvario che stava per abbattersi su se stessa. Marianna ha toccato il fondo di tutto. comunque c'è un Però riscatto, dai. Vogliamo dirlo che c'è un riscatto da parte di sì, Marianna? Dai, e non, perché c'è la rinascita, hai combattuto tanto per la tua identità, ci sei riuscita, l'hai avuto, sì, lui è morto, se n'è andato, tu sì, sei rimasta sola, però sei molto ricca dentro, hai un tesoro immenso, hai la tua narrativa, il tuo sogno, sì, prendi la valigia, esci da ma casa, vai a a quale vedere, prezzo?
E A oramai quale non prezzo? non ci devi pensare, Anna, non ci devi pensare più, perché oramai quello che hai detto lo hai detto, l'hai messo per iscritto, quindi tutti devono sapere queste cose, anche se poi, ripeto, queste cose ci sono nelle mura domestiche. E poi Marianne è stata sfortunata, sfortunata perché ha avuto una famiglia, come tante Marianne del resto, ha avuto una famiglia, una mamma che dice quello è il marito e quello ti devi prendere. Quindi non ha avuto aiuto da nessuno ed è stata condizionata la bambina, la ragazza, perché tante volte si vuole bene ai genitori e quindi non si fa nulla che loro non vogliono. Vabbè, così dite voi e così faccio io, ma almeno lasciatemi studiare per Sì. piacere. Beh, almeno fatemi fare quello che Allora, almeno perché lo studio è servito per vedi, tu alimentarsi. hai detto, sì, ma infatti vedi, adesso immagino di trovarmi tra adulti, quindi il discorso è stato impostato sotto un altro aspetto, ma io quando vado per le scuole, io comincio da quello che sono, per dire guardatemi, come mi vedete, sono una donna piena di vita, sono una donna viva e poi torno indietro, l'analessi e la prolessi, proprio per dare l'esempio ai ragazzi, perché non ti credere, i ragazzi di oggi della scuola sono così indolenti e che non hanno voglia e non hanno spirito di voler fare niente, perché sempre solo attaccati a questi benedetti cellulari. Allora io sono l'esempio vivente che loro innanzitutto devono studiare, perché è cosa che non vogliono fare, perché la cultura è ciò che rende liberi, perché ti permette poi di trovare un posto di lavoro, ti Come succede permette a di te? saper ecco. E poi ricomincio la storia di Marianna, perché ha la loro età Marianna, quindi, possono immedesimarsi bene. E comunque pensa che quando poi è stato fatto, questo discorso in generale, che io, ho scritto, tu mi hai detto quanto, pensa che io c'ho impiegato 10 libri per arrivare poi alla fine a mettere per iscritto. E dopo che ho cominciato l'ennesimo quadernone a scrivere, io ho scritto questo libro in 2 mesi. Ma quello che poi mi ha meravigliata, dopo, la pubblicazione, dopo 2 mesi, io timidamente m'è capitato un concorso di Cristina, il concorso della poetessa Cristina Campo a Rovigo. Ho mandato questo mio libro e dopo 2 mesi ha vinto il primo premio. Beh, se lo merita. Questo libro non lo so che cosa È se lo merita, però, è una io denuncia. Il tuo libro io è una denuncia. sì, E tutti infatti un'altra mi ero messa comunque ho un altro concorso a si ferma, mannaggia, cioè. recenticamente io ho affrontato un problema che non è stato ancora affrontato a livello giuridico e a livello sociale, perché in effetti tutta questo, vicenda non è altro che un'anticipazione, sono tutti quei segnali che poi alla fine, non presi in considerazione, sfociano poi in tutti questi femminicidi e io devo essere sincera, non amo neanche la parola femminicidio, perché mi sembra quasi un sminuire l'omicidio che si fa verso una donna, perché non si arriva all'improvviso a uccidere una donna, ma è un processo che viene da molto lontano. Sono Quindi d'accordo. veramente si dovrebbe dare più attenzione a tutti questi segnali, a tutti questi manipolatori che si nascondono. Pensate che Marianna, io ho detto prima, toccato il fondo, Marianna grave, grave. Marianna è stata ricoverata,
Marianna è stata intubata, Marianna ha sofferto di atteggiamento catatonico, ha sofferto di agorafobia, è stata chiusa in casa per anni. In casa di Marianna non entrava luce, per anni, tutto buio, notte, giorno, non esisteva niente. Però, devo dir la verità, c'è sempre un angelo che poi alla fine si muove a pietà. E io quella mattina ho trovato un angelo che così come è apparso è scomparso per l'ennesima volta, che non sono più riuscita a rintracciare, così come non vedevo da oltre 10 anni. È stato un episodio che io a volte quando ci penso mi sa di un soprannaturale. Comunque è stato l'incipit che mi ha costretta anche lì un'altra violenza, ma una violenza a fin di bene perché violentandomi mi ha costretta a uscire dal buio della mia casa e mi ha catapultata tra persone che io non avevo mai conosciuto. Tra queste persone io ho cominciato a fare attività sportiva e ho cominciato a risalire la china. Poi ho cominciato a scrivere, ecco, per gioco, per caso, perché anche qui io ho sempre scritta, fin dalla scuola elementare, io ho sempre scritto. E la mia insegnante, mi ricordo ancora, un giorno chiamò mamma perché è arrivata in quartiere. Ma quando a 14 anni è entrato il manipolatore in casa e io tutta contenta volevo far vedere a questo uomo già laureato, già insegnante, le mie modestine cose di ragazzetta e sono stata costretta a strappare tutto, perché anche questo lavaggio del cervello, ignorante, che non sapevo scrivere, che non sape io non ho scritto più niente, non ho più niente da quando insomma di tutta la mia carriera. Ho cominciato da 10 anni e sono arrivata dove sono arrivata. Pensa È che una storia, oggi proprio la è una mi storia è molto. arrivata Beh, la voce va e viene, non so gli ascoltatori un'email come non lo stanno so. seguendo la trasmissione, perché purtroppo l'internet manca proprio di casa. Mi meraviglio perché insomma non doveva succedere Ma pure questo. io ce l'ho Comunque, vabbè. e comunque il tuo libro è un'epopea al femminile, una storia molto triste e ripeto, io consiglio la lettura per tanti motivi, perché anche le donne dovrebbero immergersi in questa lettura e tante volte hanno gli occhi chiusi, dormono, invece questa lettura poi rivela tante sfumature, porta alla memoria tanti ricordi e quindi ogni donna si troverebbe essere se stessa, ecco, perché quello che mi è piaciuto in te è il dubbio della verità. Ma è così o non è così? Ma io cosa posso fare? Ehm, Questo mi è piaciuto, cosa l'interrogarsi sempre. Sei stata meravigliosa sempre. in questo libro e ripeto, io alcune volte mi sono dovuta fermare per l'amarezza dei versi e della prosa che ho letto e mi è venuta proprio l'angoscia di Purtroppo è gridare, così. mi è venuta l'angoscia di gridare al mondo che non deve essere così. Io invito tutti, uomini e donne, in questo particolare periodo che stiamo vivendo,
della violenza, sempre a discapito delle donne, di collaborare, di venirci incontro, di non essere uno contro l'altro. In fondo la vita è una sola, e l'amore deve essere sopra tutto. Quindi io non so dove andremo a finire, e mi auguro invece che c'è una risvolta, uno scenario diverso, e che tutti quanti noi, mano nella mano, possiamo rincorrere il paradiso, che vuoi che ti dica, la pace dei sensi, perché questa è una lotta continua, è una guerra. È una guerra. Nessuno di noi vuole questa guerra, precisiamo. Nessuno di noi vuole questa guerra. Signori uomini, noi siamo come voi e voi siete come noi. E poi non dimenticate una cosa, che sono le donne che vi hanno partorito. Quindi siete femmine come noi. Ma di che cosa stiamo parlando? Non c'è differenza. E se ci sono queste differenze, cerchiamo di metterle proprio a tavola, di vedere un pochino, di venirci incontro, senza autorità, senza avere l'onestà. con onestà. E quindi la famiglia è fatta questa, la famiglia di una volta, per carità, ha fatto i suoi sbagli, che ancora adesso ne stiamo pagando. Stiamo ancora pagando gli sbagli che hanno fatto i nostri avi, i nostri nonni. Quindi però io auguro... io voglio chiudere con proprio l'ultima brevissima frase che io dico nel mio libro, per riagganciarmi. Io finisco quel libro commoventemente tragico, ecco, diciamo così, dicendo: c'è sempre il sole oltre le nuvole. Bravissima, e questo dà un segnale di rinascita. Di rinascita. Io mi scuso con tutti gli ascoltatori per i disagi tecnologici che ci abbiamo avuto questa sera, era da parecchio che non succedeva questo. Mi meraviglio perché internet c'è, e quindi non so perché succedono queste cose. E quindi spero che l'ascolto sia stato gradito e che possa entrare nel cuore di tutti questa amara storia, in fondo per cercare di essere tutti buoni e di cercare la verità nei rapporti umani, nelle relazioni, senza sopraffare l'altro, perché non vai da nessuna parte. Infatti Mastro del Gesualdo, Mazzarrò, ma pure il protagonista nostro del libro, Francesco, alla fine tutta la stessa fine fanno. Sono soli e si sono resi conto che nessuno li aveva amati. Ecco, nessuno li aveva amati. Nessuno. Quindi non vale la pena, non ne vale la pena. Cerchiamo di amarci. E io ho detto a Cortona, nel premio di Cortona sul parco, l'unica verità è amare. Continuiamo ad amarci senza maschere e senza veli. Amare, amare, amare. Questa è l'unica cosa che ci rimane da vivere. Io Anna Maria la ringrazio molto di averla conosciuto, non so se l'hai detto prima in anteprima che non c'ero, perché poi ho detto pure dove ci siamo conosciuti, all'Isola d'Elba. E poi io ero fissa e tu non c'eri, poi viceversa, tutte le volte sono cambiate le cose, le nuvole sono cambiate. Vabbè, ad ogni modo è andata, dai. Io ti ringrazio tanto, e io penso che la tua poesia dobbiamo riprenderla. Per me? Speriamo. Alla prossima volta con la tua poesia, quindi che non è altro che la continuazione delle tue emozioni e delle tue sofferenze, delle tue gioie, però con una rinascita oltre le nuvole, come dici tu. Ok, ciao, non so se la regia è presente. Arrivederci a tutti. Buonasera a tutti.